Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Vai al video. Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con la sua analisi. La prima cosa per Osimhen sono i soldi. Se il Liverpool intende dargli un grosso ingaggio, lo faranno in fretta. Victor è un ragazzo intelligente, ma a volte non lo dimostra nei suoi comportamenti. È una testa calda. L'unica domanda che Osimhen dovrebbe porsi è perché nessun top club mi vuole, nonostante io sia uno dei migliori nel mio ruolo? Quanto a Núñez, non capisco ancora quanto sia forte, avendo visto tante partite del Liverpool. Mi piacerebbe vederlo a Napoli, ma non mi ha mai dato l'impressione di essere decisivo, anche se so che chi passa dalla Premier League alla Serie A spesso esplode come calciatore, vedi MC Tominay e Anguissa. Mi piace Lucca. Per me è più in linea con lo stile di gioco del Napoli e tutti quelli con cui ho parlato mi hanno dato solo giudizi molto positivi sul ragazzo. Ti dico una cosa, nei salotti del Nord sono terrorizzato dal Napoli di Antonio Conte. Tutti pensavano che il trionfo con Spalletti fosse un caso isolato e che tutto sarebbe tornato come prima, ma non è proprio così. Il Napoli non può e non vuole prendere 3 attaccanti, nemmeno se Raspadori se ne va. C'è un equilibrio nello spogliatoio da mantenere. Al suo posto arriverebbe un altro centrocampista. Una situazione simile a quella di Alejandro Gnaccio, obiettivo principale del mercato di gennaio, NDR. Vi avevo detto 2 settimane fa che la storia tra Garnacho e il Manchester United era finita. L'argentino vuole andarsene e il Manchester United vuole che se ne vada. Quindi hanno deciso di separarsi. Anche Garnacho non si presenterà all'incontro immediato, potrebbe assentarsi da Carrington per le prossime settimane per trovare una soluzione sul mercato. La priorità dell'argentino è rimanere in Premier League. Sarebbe molto contento di rimanere in Inghilterra. C'è stato qualche interesse da parte del Bayer Leverkusen e anche da parte di club italiani. Ma Garnacho sostanzialmente aspetta e sicuramente dà priorità agli inglesi. Club. È finita tra lui e il Manchester United. Oltre a Rashford e Garnacho, anche Anthony e Jadon Sancho non si alleneranno con il Manchester United. Anche l'ala inglese è fuori dai Red Devils. Sappiamo che ci sono stati contatti con il Fenerbahce e, da quello che ho sentito, c'è anche interesse da parte della Juventus. Il club bianconero continua ad acquistare il Manchester United, ma lo stipendio di Sancho è troppo alto. Questo è ancora il problema in questa trattativa tra Juve e United. Il numero 10 era il numero di maglia di Marcus Rashford, quindi sta perdendo il numero. I suoi agenti, ovviamente, lo hanno informato con 24 ore di anticipo. Tutto questo deriva anche dalla volontà del Manchester United di separarsi da Rashford a gennaio e che continuerà quest'estate. Quindi non è solo Rashford a voler lasciare lo United, ma c'è anche lo United che sta spingendo per vendere l'attaccante inglese o trovare una soluzione per lui quest'estate. L'aggiornamento del giorno su questa questione è che Rashford non si presenterà subito all'allenamento, ma il Manchester United gli darà un po' di tempo per trovare una soluzione sul mercato, quindi vediamo cosa succede. Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!